Il mattino dopo, eccomi, immobile, di fronte a mio padre, un medico. Lui era nato a Modena, con un accento ancora inconfondibile. Allora, si può sapere, signorino, per quale avventura siete qui? Perdonarvi di che? Di essere scappato da Rimini così bruscamente, malgrado i buoni consigli? Era tutto tempo perso la filosofia che studiavo a Rimini. Ma come tempo perso la filosofia? La filosofia è tempo perso per voi? Signor padre, la filosofia scolastica, sì. E gli sillogismi, e gli entimenti, i sofismi, i mega, i proto, li ricorderete di certo anche voi. Fatemi imparare la filosofia, ma quella dell'uomo, quella della vita. La morale, la fisica sperimentale, oggi serve questo. Ma tutto serve, figlio mio. Intanto dimmi come hai fatto ad arrivare fin qui. Ma, Fermare? assieme ad una compagnia di comici, Assieme a dei comici. gente per bene, padre mio, gente onorata. Ah, onorate, il nome del direttore? Florindo sulle scene, ma il suo vero nome è Florindo de Maccheroni. Ah, Florindo de Maccheroni, ma lo conosco, sì, Modi, è una brava persona. E già che ci siamo, sapete almeno perché si chiama Florindo de Maccheroni? No, padre, ignorante, non sai niente tu. Si chiama così perché una volta, recitando il ruolo di Don Giovanni nel Convitato di Pietra, si è messo a mangiare i maccheroni che erano invece di Arlecchino, il quale, rimasto senza maccheroni a sua volta, ha cominciato a rubare i maccheroni del padrone. E i due in scena facevano una gara a chi ne mangiasse di più, ma vinceva sempre poi Don Giovanni, cioè Florindo, de Maccheroni, appunto. È da questo che è nato il suo soprannome, capite? Io posso assicurarvi, signor padre, che questa compagnia sono tutte persone per bene. Questa compagnia che ami tanto adesso sentiamo, dov'è? Qui? Qui? Ma vuol dire che recita qui a Pioggia? Sì, papà. Ah, ma allora devo vederla. Io? No, tu piccolo svergognato, no. Come si chiama la prima amorosa? Clarice, che le ha appena morto il gatto in mare. Clarice, eccellente, bruttina, finché ci vuole, ma eccellente. Poi uno spirito e un certo uomo. Ma le morte il gatto in mare, dici? Proprio così. Bah, bisognerà che io vada a ringraziarli almeno, no? Però con voi. No, tu no, disgraziato, mai, tu starai in castigo. Perdono, papà, perdono. Ma dico, però, ce ne vuole, del coraggio per fare quello che hai fatto te. Perdono. Non lo farò mai più. Non lo farai mai più, vero? Giura. Giuro. Vuol su, vai, questa volta ti perdono, andremo insieme a vedere questa compagnia, per ringraziarli, si intende. Ma da domani tu verrai con me al lavoro, a fare il medico, come tuo padre, sì signore, per imparare, dare in giro, studiare, osservare, vedrai che bel divertimento. Questa sera a teatro e domani al lavoro. A proposito, cosa danno? Cosa danno? Che spettacolo fanno? Giuditta e Oloferna e sì. Tragedia. Sì? E la farsa Arlecchino perduto e ritrovato. No, poi un modo, non l'ho già visti. Non fa niente, ma si va per ringraziarli. E allora? Oh, allora. Venite pure avanti, moglie. Allora, questo ragazzo qui sarà punito, sì. Da domani verrà tutti i giorni al lavoro con me, con il padre. Da domattina alle 6. No, ma che dico da domattina? Da stasera stessa, certo, da stasera accompagnerà il suo signor padre alle visite serali. Ti darò, guarda, un mio vestito, vediamo, e una parrucca. C'è una parrucca quella quadrata, vedrai. Sembrerai una persona seria, finalmente, Oh, naturalmente, moglie, dovrai aggiustarglielo tu il vestito, sai quello vecchio, no? Certo, ti appoggio un po' le maniche e glielo stringo un po'. Brava, sì, no, ma non troppo, perché guarda, in fondo, guardare la figura, insomma, vai, guarda bene, insomma, non siamo qui tanto diversi, no? Sai, figlio mio, cosa vuol dire fare il medico? Sì. Oh, sì, e no, non lo sai. È un lavoro duro, caro il mio signorino. Ma cosa credevi? Che tuo padre si divertisse a fare il medico? E sai qual è
la prima cosa per capire la malattia, e non c'è niente di meglio, purtroppo questo qua, è fare l'esame delle urine, per capire l'origine e lo stato del male, colore, odore e sapore, sì, col dito. Poi la non sarà piacevole, ma questo è il metodo migliore, capisci? L'urina notturna poi, no, è inutile fare tanto delicato, schifiltoso, del resto sono cose poi che fanno tutti, già, e su tutti, vedrai, si finisce per farci l'abitudine, imparerai anche tu, insomma,